Ci troviamo nel centro di formazione professionale di Feltre, uno dei 20 centri diffusi nel Veneto di ENAIP, e in questa sede formiamo giovani nelle figure professionali dell'operatore della conciatura, quindi nel settore del benessere e nell'area della ristorazione. Sugli stage noi puntiamo moltissimo, soprattutto al secondo e al terzo anno i ragazzi già entrano in azienda, entrano con circa un mese di attività di stage in aziende del territorio, invece al terzo anno un mese e mezzo. Questo permette loro di affinare le competenze acquisite all'interno delle nostre aule, dei nostri laboratori, avvicinarsi al mondo del lavoro e in molti casi venire anche selezionati dai futuri datori di lavoro. Abbiamo partecipato a un progetto di tirocinio internazionale. Il progetto nasce da ENAIP Veneto in collaborazione con l'ente custodia di Terrasanta, che gestisce una delle principali strutture ricettive a Gerusalemme. Verso luglio io e il mio compagno abbiamo fatto uno stage all'estero, a Gerusalemme, nella struttura francescana di Casanova. È stato molto interessante per noi, per la nostra formazione. Abbiamo conosciuto tantissime altre persone di varie nazionalità che ci hanno insegnato un po' le loro usanze e noi abbiamo insegnato il nostro cibo italiano. Noi in cucina preparavamo un nostro menù, eravamo addetti agli antipasti, con piatti italiani usando però prodotti del posto. La differenza di lavorare in una cucina fuori dalla scuola è che anche è la velocità, il contatto con il cliente, con le persone che vengono per mangiare e soprattutto con delle persone che fanno proprio il mestiere vero e proprio del cuoco.